Allora Cri mi ha detto cerchiamo funghi perché stasera non c'è il contorno. Vabbè, ma allora è un periodo, secondo me i funghi già non ce ne sono più, metà novembre. È vero che è un novembre anomalo, però ormai dobbiamo un po' abituarci perché anche l'anno scorso abbiamo mangiato le castagne in infradito, cari. Ecco. E quindi abbiamo trovato questo bello secco come me e invece quelli spompi come me. e spompi come te. Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Buongiorno squadra, siamo in Quel di Piancavallo, la giornata è strepitosa e sentiero di circa 9 km e vediamo un pochino com'è, quindi via si parte. E come sempre prendo in mano la situazione, decido io, si gira a sinistra. Bene, sì, siamo partiti bene, ci siamo già persi, torniamo indietro sui nostri passi e prendiamo il sentiero, ok? Perché noi abbiamo preso subito però quello botanico, ma non è quello che ci interessa. Io non voglio dire, però qua c'è l'elic soccorso che sta andando su e giù come un matto a caricare persone. Non ho idea, speriamo bene, dai. Ok tesoro, indica il cartellino, vai su. Dove andiamo oggi? Col Cornier, Sì. che è un 1700 metri più o meno di altezza. Adesso dalla Carbonaria prendiamo, Ok. che è il 992 e 994, però dopo continuiamo per il 992. D'accordo, come sempre alla fine del video mettiamo Sì, tutti i dati assolutamente, tecnici. perché sì, aspetta a me adesso. Aspetta, allora questi sono i sentieri che Cri adora perché ricchi di cartelli, ricchi di indicazioni e si può andare di qua, si può andare di là, di su, di giù, è lì che si guarda la cartina. Benone, allora nonostante ci siano tanti cartelli noi ne prenderemo solo uno. No, Sì, uno, nel senso in questo momento ne prenderemo uno. questo. Ok, e andremo su per di lì. Direzione? Col Cornier. Brava. Il percorso è molto interessante sotto diversi punti di vista. Primo fra tutti il fatto che si parcheggia la macchina in centro a Piancavallo e questo vi permette di organizzare un'escursione prendendovi il tempo per fare una bella colazione alla partenza e premiarvi con un aperitivo alla fine rimanendo in zona e godendo di una fra le più belle e gettonate località sciistiche della regione. Voilà, eccoci qua, che mi metto bene. Allora, Cri, che è lei il GPS della famiglia, no? E sceglie sempre posti belli. Poi arriviamo in un posto che è bellissimo e dico, amore mio, cioè dopo questo è impossibile che tu trovi qualcosa di meglio e invece riesce sempre a stupirmi perché siamo... Perché c'è tanta roba. C'è tanto da vedere, non ci basta una vita veramente. Comunque sentiero strepitoso, Bellissimo. veramente bellissimo, una giornata incredibile, c'è tutte le montagne, una roba fantastica. L'abbiamo ripetuto 20 volte per non dimenticarlo, col Cornier, tratta da 1700 più o meno all'incirca, ed è qui che lasceremo il sassolino del sorriso, come sempre sapete, chi lo trova lo porta su un'altra vetta e proseguiamo lungo questa bella cresta estremamente panoramica e piano piano scendiamo, vero? Sì. Ok? Don't be sad, don't be lonely.
Don't you know how? Tra le tante cime di Piancavallo, Col Corniere è sicuramente una tra le più panoramiche. Ad un'altitudine di oltre 1700 metri si può godere di una vista a dir poco spettacolare. Il giro ad anello è risultato molto piacevole e per quanto il dislivello sia stato di circa 650 metri, essendo ben ripartito la fatica non si è fatta sentire. Can make it. Make it if we try. Just be mine, and I'll be yours forevermore. In totale abbiamo percorso circa 10 km attraversando boschi e creste lungo un sentiero sempre ben segnalato. Un itinerario da tenere in considerazione per l'inverno perché strutturato in modo da poter essere affrontato anche con la neve, ovviamente muniti di ciaspole. Il nostro voto è un 10 pieno e ve lo consigliamo assolutamente. Con questo il video termina, vi lasciamo ai dati tecnici e alla cartina tabacco. Grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Zaino in spalla, fate i bravi e alla prossima!